A togliere le castagne dal fuoco, diventato ormai rovente, ci penserà lui, il presidente della regione Raffaele Lombardo. Si è assunto la piena responsabilità a trovare una soluzione che possa fare uscire lato Gesa G2 dal tunnel nel quale si è infilato. Un tunnel senza quasi via d'uscita, a vicolo cieco insomma. All'orizzonte, infatti, dopo la rinuncia del raggruppamento di imprese che attualmente si occupa del servizio a partecipare al bando perché ritenuto economicamente poco conveniente, si intravedeva un buio fitto. Dal 1° gennaio, senza mezzi e uomini per le strade dei 19 comuni consorziati, l'emergenza rifiuti sarebbe esplosa in tutta la sua drammaticità. Pericolo allora scongiurato, almeno secondo quanto anticipato ieri pomeriggio nel vertice palermitano con buona parte dei sindaci del lato Gesa G2, il dirigente del Dipartimento per l'emergenza rifiuti Enzo Emanuele. Il funzionario ha assicurato agli amministratori che è intenzione del governatore della Sicilia firmare un'ordinanza avente forza di legge con cui avocherà a sé tutti gli appalti che verranno gestiti attraverso l'Urega. E nelle more dell'affidamento delle gare la Regione concederà una ulteriore proroga alle aziende che in atto assicurano il servizio di raccolta della spazzatura. Una volta poi esperiti i bandi, i sindaci concorderanno con la ditta vincitrice i dettagli del servizio che dovrà essere realizzato nel territorio di competenza, fermo restando l'applicazione dei servizi essenziali, paletti che verranno chiariti nel dettaglio nell'ordinanza del Presidente della Regione, che verosimilmente sarà firmata nella giornata di lunedì. E tra i paletti non potrà mancare, è stato evidenziato nel corso del vertice, quello della raccolta differenziata, che quasi certamente avverrà porta a porta. Da qui quindi la seria e concreta possibilità di poter salvare i circa 80 netturbini che sulla base del bando andato deserto avrebbero rischiato il licenziamento perché in esubero. E un altro significativo elemento che emerge sulla scorta delle rassicurazioni che i sindaci hanno ricevuto dal dirigente regionale è che gli ATO andranno sì in liquidazione, ma non nasceranno, come era ormai nell'aria, le cosiddette SRR, che nell'Agrigentino, ad esempio, avrebbero dovuto mettere assieme i 3 ambiti territoriali.